Il contributo che cerco di offrire è un breve viaggio attorno alla rappresentazione di sé che il Veneto ha cercato di darsi in tanti anni di profonda trasformazione, che è la storia recente della nostra regione. La rappresentazione di un territorio, la costruzione di miti identitari sono stati elementi molto importanti nella coscienza di una comunità. Con un racconto si costruiscono anche le alleanze sociali. C'è quella famosa connessione sentimentale tra popolo ed elite di cui ha scritto Gramsci. Nel titolo che ho scelto ci sono due elementi noti, quello del nord-est, ci ritorneremo dopo con la narrazione di Giorgio Lago, quello più recente del Pentagono, una suggestione della Fondazione Nord-Est a indicare che c'è questa grande macro area europea che include anche, oltre al tradizionale Nord-Est, l'Emilia Romagna e la Lombardia. Ho aggiunto il termine Veneto terra di relazioni perché i più anziani, ce ne siamo abbastanza di presenti dei più anziani, ricordano, forse lo ricorda Feltrin, forse è stato il suo papà che l'ha fatto, ma forse no, uno dei primi documenti programmatici della Regione Veneto si intitolava Veneto terra di relazioni. Era una scelta precisa, quella di comprendere le trasformazioni che stavano avvenendo e di rappresentarle, no? C'era l'orgoglio, nasce la regione nuova, voglio una classe dirigente orgogliosa di narrare in modo diverso il proprio territorio. In questo termine ci stanno tante cose, perché la coscienza di una storia secolare, le radici di una Serenissima che aveva il dominio da mar, che quindi voleva dire traffici, commerci, scambi culturali con mondi altri. Basta vedere la toponomastica di Venezia, no? La riva degli Schiavoni, il fondo dei turchi, quello dei tedeschi, la scuola degli albanesi, la chiesa degli armeni, San Giorgio dei greci. Questo era il mito che stava dietro a questo Veneto terra di relazioni. Poi vi era il ricordo così vivo e presente di essere stata e di essere ancora terra di emigrazione. Guardate che tra il 50 e il 60 un Veneto su 10 va via, un Veneto su 10 va via. E poi c'era questa consapevolezza che la forza del territorio non sarebbe deriverata da una orgogliosa autonomia e separatezza, ma dalla capacità di essere terra di confine, terre di relazioni. E difatti qualche anno dopo, nel 1978, il Veneto guidato da Carlo Bernini si fa promotore della comunità Alpe Adria. E guardate che c'era ancora il muro di Berlino, c'era la Jugoslavia sotto la guida ancora di Tito, eppure si intuiva che ad est c'era una storia nuova con cui bisognava imparentarsi. Forse quegli amministratori avevano presente quello che negli anni 50 aveva scritto un vicentino attento alla realtà veneta, Guido Piovene. Esiste nel cuore dei veneti una persuasione fantastica, che la loro terra sia un mondo, un sentimento ammirativo, quasi un sogno di se stessi. Il venetismo è una potente realtà della fantasia che non dà noie al Parlamento. È quello che è successo, vero? Perché prima il Veneto è rimasto prigioniero appunto di questo sentimento impotente e in fondo il federalismo zaiano non ha mai dato noia al Parlamento perché non ha prodotto alcunché. E prima di questo Veneto terra di relazioni, che cosa c'era? Qui mi appello ancora ai più anziani, che con me ricorderanno che nei sillabari, nei libri delle elementari, c'era la geografia che studiava i capoluoghi di provincia, gli affluenti di destra e di sinistra del Po, la partizione delle Alpi,
e c'erano le tre Venezie, la Venezia Euganea, la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia, che nel 1947, quando nasce, ci porta via Piero due province venetissime, che era la provincia di Pordenone e la provincia di Udine, perché se no il Friuli Venezia Giulia non poteva esistere. Queste le tre Venezie, non c'era l'ambizione di racconti diversi, eppure c'era una letteratura. Non so se c'è qui Diego Crivellari, non lo vedo, che è uno studioso della letteratura veneta, ma gli americani a Vicenza di Parisi è del 66, di Parisi è del 66, Sillabario Veneto del 72, Scano Boa di Toni Cibotto è del 61, Libera Nostra Amaro di Meneghello, libro importantissimo, del 62, del 63 Il Bosco degli Urogalli di Mario Rigoni Sterne del 1962, Zanzotto fa le prime poesie nel 68. Quindi c'erano tante letture del Veneto, però questa letteratura non diventa politica, non riesce a farsi storia, non ispira la politica, non c'era tempo di racconti, c'era la durezza del presente da raccontare, era così intensa la trasformazione che non c'era tempo di guardarsi allo specchio per capire chi eravamo. Le tre Venezie, e il 3 accompagna ancora la mutazione del Veneto. Negli anni 60 il cosiddetto triangolo industriale, cioè quella grande industria collocata tra Milano, Torino e Genova, soprattutto industria metalmeccanica, chimica, metallurgica, costituisce un formidabile attrattore di manodopera. Dal sud certo, ma dal Veneto anche, e molto. Piero, che è di Torino, senz'altro ricorda questa storia, quindi i siciliani, i calabresi, i pugliesi e tanti veneti. E ci sono indagini sociologiche che dimostrano che i veneti erano trattati peggio dei terroni, come si diceva allora, perché erano più chiusi se stessi per tanti motivi. Con una differenza naturalmente, che tanti veneti sono tornati, sono partiti contadini, sono tornati operai specializzati e sono stati l'origine del motore poi dello sviluppo. Un altro 3, la terza Italia di Bagnasco e Beccattini, di cui ci ha fatto un cenno Feltrin. Questa idea, insomma, che tra il triangolo industriale e il sud sottosviluppato ci fosse una Italia che in determinate direttrici, il nord-est, le Marche, la Toscana, eccetera, stesse accendendo un nuovo tipo di sviluppo. Concordo con Feltrin, molto spesso, diciamo, un po' racconti da studiosi a tavolino, ecco, più che però questo 3 che ritorna. Tornando alle origini questa prima grande mutazione del Veneto, quali sono i fattori di sviluppo? C'è, diciamo, gli schei vengono dopo sta roba qua. Prima c'è un'altra cosa, suggerirei la lettura di un formidabile libro del nostro Gigi Coppiello, Bruno da Cittadella, dottore in Malta, tante storie cui dimostrano come contadini, maestre, messi comunali e operai diventano costruttori di futuro, pochi saperi, tante fatiche e tanta voglia di crescere. Quindi 3 risorse di questo Veneto che cambia. Il primo è una forte coesione sociale. È un insieme di valori, insomma, largamente condivisi. Non la faccio lunga, ci sono tanti studi, c'è un'antropologia cattolica che, tranne alcune eccezioni territoriali, sostanzialmente dà solidità a questa società fatta di asili, di patronati, di parroci, di maestri elementari, di carabinieri e di sindaci che rappresentano queste comunità e fanno costruire dappertutto.
Sbagliando? Sì, certo, oggi diciamo sbagliando. Allora rispondendo ad una forza popolare che voleva dare questa espressione. Secondo, il Veneto non è mica quella roba che viene raccontata di una regione periferica. Il Veneto conta molto a Roma. Conta molto a Roma. Nei 15 anni tra il 65 e il 1980 Rumor fa per 5 volte il Presidente del Consiglio. E i ministri veneti ce n'è, come si dice, un fottio a piovere. E sottosegretari non ne parliamo, compresa la prima donna ministro, Tina Anselmi, che fa una grande azione riformatrice. Un potere a Roma che conta anche per il Veneto. Vi faccio un esempio. Nel 66 si fa una legge sulle aree depresse che determina tutta una serie di incentivazioni e finanziamenti. Nel Veneto 489 comuni su 583 sono dichiarati depressi. Sì, erano anche depressi una parte, ma la maggior parte manco per il cavolo. Era un potere di Roma che modella la legge anche in rappresentanza di questi interessi. Le zone industriali di Padova e di Verona nascono con una legge nazionale. Un terzo elemento, e questo è il cenno importante che ha fatto Paolo: il territorio si organizza per risolvere problemi nazionali, non per risolvere solo i nostri problemi. Non è un territorio di rancorosa rivendicazione verso Roma, non è un Veneto periferico. Vi faccio 2 esempi. La realizzazione della tratta autostradale Brescia-Padova. Nel 62 si completa l'asse della Padania, dell'innervamento della Padania. In quegli anni si fa l'autostrada del Sole. L'autostrada del Sole la fa l'IRI. Nel Veneto l'autostrada la fa una società fatta dai comuni, dalle province, dalle camere di commercio e quant'altro, dalle associazioni di categoria. Il Veneto si fa da solo, ottiene una legge che consente naturalmente la concessione, quindi il meccanismo di finanziamento, pensando di avere dentro di sé le risorse per fare un servizio a Roma. Secondo esempio, la CERVED, Società Nazionale di Informatica delle Camere di Commercio, nasce a Padova. Il professor Mario Volpato capisce che le Camere di Commercio non hanno più senso solo per la rappresentanza se non mettono a fattor comune quell'enorme patrimonio di dati che è dato dal registro delle imprese e tutto quello che ci va dietro. Parte dal Veneto, fatica a convincere gli altri presidenti di Camere di Commercio, perché il Veneto è sempre diviso, no? Quindi pensate che all'inizio le altre Camere di Commercio coprono il 5% del capitale sociale di questa cosa qui. Eppure dal Veneto nasce una società che diventa presto nazionale, salva le Camere di Commercio ed oggi è una delle più potenti agenzie a livello mondiale di elaborazione e di diffusione dei dati. Poi viene Giorgio Lago con la storia del Nord-Est. La voglia di dare una certa rappresentazione ad un miracolo che in fondo c'era già stato. È un'operazione soprattutto culturale quella che fa Giorgio Lago, convinto che c'è un capitale umano del territorio, ci sono quindi da fare le battaglie del federalismo, delle riforme istituzionali e così via. Dice: il Veneto, questo è il punto da ficcarsi per sempre in testa, non è provincia, periferia, area marginale, territorio da frontiera, ma centro, anzi epicentro nordestino della questione settentrionale, cioè della prima questione nazionale. Naturalmente adesso non è qui il tempo di approfondire questa roba qui, era una potente narrazione
che però era abbastanza distante dalla realtà, perché in effetti a me è capitato in quel periodo di girare. Vai a Trieste a parlare di nord-est, ma quelli hanno il problema degli udinesi che non gli portano, no, rispetto. Vai in Trentino, ma il Trentino si arrangia da solo. C'era sì una realtà economica, ma ciò che importa è che questa elaborazione culturale, come capita spesso per un'eterogenesi dei fini, viene usato in modo regressivo. Lago parlava di nord-est immaginando una grande area macroeconomica europea aperta all'Europa, alla sfida del riformismo. Viene usata per dire Paroni a casa nostra, che era veramente una cosa molto diversa da quella che pensava Lago. Poi al presente adesso abbiamo questa suggestione del pentagono o l'over, acronimo di Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, che del resto quella breve diapositiva che ha mostrato Feltrin dice ma insomma è già superata anche quella roba lì. Quindi diciamo sono strumenti di analisi, suggestioni, esercitazioni statistiche che ci aiutano a comprendere la direzione dei fenomeni, però la politica è altra cosa dalla geometria. Non è che si può fare politica con la geometria e dovremmo pensare, ecco, che in questa fase di altra grande trasformazione il vero rapporto di competizione e cooperazione deve registrarsi tra il Veneto e l'Emilia Romagna. Milano è un'altra cosa, le due regioni a statuto speciale sono a loro volta un'altra cosa, semmai siccome la storia ritorna, la verità è che questa grande piattaforma manifatturiera, forse una delle più importanti d'Europa, si estende nel territorio della vecchia Repubblica Serenissima. Da un lato è in Lombardia, Brescia e Bergamo, e dall'altro è Udine, e poi c'è questa realtà emiliana. Ora, in questo confronto uso una parola forte: il rischio che il Veneto diventi periferia. Periferia, intendiamoci, una periferia sui generis, perché siamo pur sempre la terza regione per export, la quarta per turismo, siamo più o meno a pari con l'Emilia Romagna, secondo posto per la formazione della ricchezza. Ma la periferia è quando ciò che avviene nel tuo territorio ha una rilevanza modesta rispetto alle esigenze nazionali. E questo è il tema. Ciò che si sta realizzando nel Veneto ha poca rilevanza di tipo nazionale. Gli esempi li conoscete bene, insomma, la marginalizzazione del sistema creditizio, sulla politica delle infrastrutture penso ci dirà molto Paolo Costa, ma insomma su quella ferroviaria siamo in enorme ritardo per responsabilità venete, sia alta velocità, sia alta capacità verso Bologna, sia sistema ferroviario metropolitano. Non è che non ci sono i soldi, non c'è la soluzione dei nodi territoriali che spettano a noi sulla banda larga. Non vi dico la storia infinita della Pedemontana, no? Zaglia dice facciamo noi adesso. I veneti di allora in 4 anni collegano Brescia a Padova e oggi siamo, la storia è quello del tronco autostradale più costoso d'Italia per il momento. Questa è la storia della Pedemontana. E non assicurare la mobilità moderna dentro questa grande area di tipo metropolitano europeo vuol dire perdere ogni capacità competitiva. Se vogliamo dirla tutta, lo dice uno che le guarda un po' di fuori, a me sembra che l'unico polo, diciamo, unico esempio di infrastrutturazione efficiente sia la grande trasformazione che ha avuto l'aeroporto Marco Polo. Qui ci può piacere o non ci può piacere, è diventato un aeroporto di tipo europeo. Se adesso si farà il collegamento
ferroviario, eccetera, diventiamo veramente lì un posto di civiltà europea. Allora, in generale, cosa sta succedendo? È l'indebolimento dell'infrastrutturazione veneta a servizio della competitività. Questo sta accadendo un po' nel silenzio, diciamo. Le fiere, Baricentro si è spostato in Emilia, dice ma le fiere sono tutte in crisi. Ho capito, fatto sta che la fiera di Bologna compra fiere venete, manifestazioni venete, saranno in crisi, però quel che c'è si sta spostando dal Veneto in Emilia Romagna. Le aziende multiservizio, un grande spezzatino, chi guarda dalle parti di Vicenza verso la Lombardia, chi guarda verso l'Emilia, non è più capitale. Tutti i servizi a sostegno della manifattura dove sono nel Veneto? Adesso non è per copiare, diciamo, l'Emilia, però se piccolo non è più bello, e se però la struttura da cui parliamo è fatta di piccole imprese, tu devi accompagnare il piccolo a crescere e tu devi dare quei servizi che il piccolo da solo non riesce a darsi. In Emilia Romagna c'è l'Agenzia per la Crescita Sostenibile e l'Attrattività, chiamata così, 82 laboratori pubblici e privati messi in rete, 14 centri per l'innovazione, la rete Fat Lab che unisce tutti gli istituti tecnici, e hanno fatto un patto per il lavoro e la sostenibilità che dice: vogliamo fare dell'Emilia Romagna un hub europeo della ricerca e diventare la punta avanzata di una nuova manifattura connessa a nuovi servizi, capaci, eccetera, eccetera. Parole naturalmente, no? Ma anche noi le potremmo scrivere queste parole, solo che intanto non le scriviamo. Ma poi quelle parole si sono tradotte in fatti, cioè c'è una mobilitazione di intelligenze, di volontà pubbliche e private, la predisposizione di strumenti. Questo sì, perché le parole diventano fatti ci vorrà del tempo, ma è quello che si sta realizzando. Guardate, l'ultimo rapporto della Fondazione Nord-Est fa una serie di indicatori, no? Sono 4: efficienza istituzionale, istruzione, formazione, lavoro, benessere economico. In nessuno di questi indicatori, nei primi 3 posti, c'è una provincia veneta. Regione Emilia Romagna è 20 posti avanti al Veneto nella classifica europea delle regioni innovative. Per i nuovi residenti tra i 20 e i 34 anni con titolo di studio medio-alto il saldo è abbondantemente positivo per l'Emilia Romagna, mentre è deficitario per il Veneto. I giovani si formano negli eccellenti istituti atenei veneti, però poi il lavoro lo trovano di più in Lombardia, e questo non è una novità, ma in Emilia Romagna, e questa sì che è una novità. Quindi ecco, ci sono questi elementi di indebolimento che dobbiamo considerare. Mi avvio alla conclusione. Vi ho fatto prima l'esempio della CERVED. Nasce nel Veneto un'istituzione di rilievo nazionale ed europeo. Nei giorni scorsi a Bologna, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, è stato inaugurato nel Tecnopolo di Bologna Leonardo, un supercomputer che garantirà l'80% della potenza di calcolo italiana e il 20% di quella europea. È il 5º calcolatore al mondo per potenza di calcolo. 240 milioni di investimenti. Noi ci dobbiamo accontentare delle colline del Prosecco, con rispetto parlando del Prosecco, e di qualche gara delle Olimpiadi invernali, che una alla volta sta cadendo, perché adesso abbiamo detto la pista del bob non la facciamo, quindi era una delle poche gare. Voi capite la differenza? Lì quello. Qui la Camera di Commercio di Padova, che aveva avuto il merito di far nascere questa CERVED,
sulla base dell'esperienza del Cineca, che è il consorzio di calcolo delle università, nate per volontà della Università di Padova e di Venezia, la Camera di Commercio di Padova cosa fa? Vende le quote di partecipazione che aveva nella Tecno Holding, che era la cassaforte della ex Cerber, oggi Infocamere. Usciamo dal processo, Bologna entra, noi usciamo. Ecco, vedete, qui c'è lo spazio politico per una nostra iniziativa. Feltrin ci ha dato molte indicazioni, il segretario ci ha richiamato a questo compito. È un lavoro faticoso, però bisogna avere l'orgoglio di proporre una nostra agenda, frutto di lavoro politico, di elaborazioni, di rapporti con i mondi vitali. E questa è la bellezza della politica, perché se ci limitiamo a fare il controcanto all'agenda di Zaia, che passione volete che ci sia? Inseguire gli slogan quotidiani? La politica richiede passione, appartenenza, condivisione, alleanze, anche trovare, lo ha detto il segretario, parole nuove. Massimo Recalcati ha detto: voi del PD avete delle parole disossate. Anche a me dà la sensazione qualche volta che abbiamo delle parole disossate. Le parole che muovono devono essere sempre figlie di passioni forti e di chiarezza degli interessi che si vogliono rappresentare. Dici giustamente che Keynes diceva che cambiare è difficile in modo meno scientifico, lo disse una volta anche Mark Twain, che disse: ma le cattive abitudini è difficile buttarle dalla finestra, bisogna accontentarsi di farli scendere un gradino alla volta, e forse ci si riesce. Andiamo all'insegnamento dei grandi leader del passato. Un giovanissimo Aldo Moro, 1944, Italia metà liberata e metà occupata, e noi eravamo nella parte occupata, e dice: adesso da dove ripartire? Dobbiamo percorrere una lunga e difficile strada, dobbiamo appunto ricostruire, cominciamo da noi, rimettiamoci tutti a fare con semplicità il nostro dovere, e fa una serie di indicazioni. Qualche anno dopo Palmiro Togliatti, che aveva questo vizio, che oggi appare un vizio ma era in realtà una qualità, di rispondere a tutti quelli che gli scrivevano. Non so se a voi è capitato di dover interloquire con qualche nostro ministro o dirigente senza avere risposte, proprio è difficile averle. Diceva Togliatti a un dirigente che gli chiedeva: ma com'è il lavoro politico, quello che serve? Mettere insieme idee generali in forma più o meno polemica, questo sforzo non serve a niente, non porta a niente di serio. Quando manchi la ricerca attenta, paziente e larga dei materiali di fatti e l'esame critico di questo. Questo è vero studio, è studio che rende, anche per comprendere meglio le posizioni generali, ma richiede attenzione, applicazione, pazienza, sforzo, disciplina, ore e ore di lavoro. Altri tempi diremo, ma è una ricetta che non cambia, perché senza questa applicazione, cari amici e compagni, come si diceva una volta, si potrà anche essere nominati individualmente in Parlamento se c'è qualcheduno che ti protegge, potrai anche fare un candidato alle regionali, il presidente, per avere la soddisfazione ogni volta di perdere, diciamo sempre peggio, ma si resta sostanzialmente inutili come soggetto politico. E guardate che in politica non c'è cosa peggiore dell'inutilità. L'inutilità provoca la inevitabile scomparsa. È la storia di quello che è successo in tante altre nazioni. Pensiamo al Partito Socialista in Francia, ma anche quella che era allora la Democrazia Cristiana francese. Ecco, io avverto in queste giornate l'inizio di un cammino possibile. Auguriamoci insieme buon cammino, che sia un cammino che porti tanti frutti positivi.
per il Veneto e anche per il Partito Democratico. Grazie.